Agrigento e nuove opportunità di sviluppo legato al turismo. Non poteva esserci location migliore per restringere l'obiettivo su come e cosa fare di concreto, di tangibile di questo immenso straordinario patrimonio che si chiama Valle dei Templi. Patrimonio dell'umanità, certamente, ma di cui gli agrigentini e il territorio, al di là delle belle parole, non riescono a capitalizzare, a trarre apprezzabili benefici economici. La politica e le istituzioni, non esenti da colpe, assumono un rinnovato impegno e lo fanno nel suggestivo giardino della Colimbetra. Ad annunciare un modello nuovo, una visione diversa nella gestione dello sviluppo turistico è proprio l'assessore regionale al ramo. Credo che questo sia un luogo ideale per parlare di turismo come volano per lo sviluppo economico e occupazionale, non solo di questo territorio agrigentino, ma io credo che questo territorio appartiene al turismo della Sicilia, quindi noi abbiamo rivisto la programmazione turistica cercando di mettere la Sicilia nei mercati internazionali e per metterla nei mercati internazionali dobbiamo puntare su quei territori che rappresentano delle eccellenze, quindi credo che questo sia anche il luogo ideale per fare un ragionamento di sistema che punti a fare del turismo l'industria della Sicilia, quella che porta economia e sviluppo. E si dice pronto a scommettere sul turismo, sulle enormi potenzialità e sulla ricchezza del territorio che rappresentano certamente il segno distintivo della città di Agrigento, il candidato sindaco Lillo Firetto. Una città che del turismo e della cultura deve fare le sue leve dello sviluppo. Per farlo occorrono le risorse, vi è una programmazione sui fondi strutturali che è in fase di definizione ed è utile comprendere che Agrigento appartiene a quelle 7 priorità della Sicilia che possono catturare quella imponente mole di risorse. Tutta la programmazione è 20 miliardi di euro, una buona quota di queste andrà sugli assi turismo-cultura e noi dobbiamo comprendere come intercettare queste risorse.